Mezzo chilo a testa? Massa Per l'assaggio. Per l'assaggio. Sentite le cose. C'è la cotta. Vabbè, a parte gli scherzi, Non farti scherzi, perché sono cosa preferisco? Go? Spaghetti, penne o fusilli? Oh, che vieni. Ci vuole- C'è il condimento che fa testa, non sei... ci vuole- Però dipende perché il sugo bisogna che sia anche proporzionale alla pasta, non te puoi fare però spaghetti al pesto, fa cagare a cazzo. E ora, fusilli o penne? Fusilli seria il sugo. Fusilli, sì, perché i fusilli sono quelli che assomigliano di più alle trofie. Beh dai, comunque io calcio volto, mica a parete ti si mangia le curte, non so che Vai, possibilità qua che io- si parla, però si dice no, c'è così sto. Amici, siamo qua in cucina, pazzesco, in cucina di chi? In cucina mia con Mazzo e Simone Zorra. Steady Bear. Sta di me, fai vedere la mia bro. E oggi faremo la gara del pasta asciutta, chi sa che mi sarà? Ah, è una gara? Ah. Ciao, ti dico che tamani, C'è. Cazzo. Vai. perché appunto Second sono mezzo di uno dei top seller dell'ultimo disco, tutto unite, giusto? Te parli di questa gara del pasta asciutta, mi avete toccato. sì, mio ogni anno faccio casa mia. Ah, sul serio? Sì, sì. Quanti Serio, Mazzo? No, se parte subito con Dochi. Se parte subito con Per Dochi. sentire se ne cotta. Mentre a Magnemo si butta su già acqua per la prossima, capito? Perché... E infatti mi spero che quest'anno tutta sta pasta asciutta. E poi dimmi che portavi la teccia pirata. No, secondo tutto. Mi ricordo la teccia poi a Sara, non pensi mia che... Secondo che un chilo e due sta qua dentro, non è come... No, le faccio bottiglie. Hai visto che non c'è niente da fare, Ma che Mazzo scuola l'acqua della pasta dove che si fa il bagno? In vasca. Usiamo in vasca come cosa. Mia cugina in vasca perché ho paura che sia pucca. E abbiamo deciso che è meglio fare i fusilli perché, giusto, i spaghetti fatti sì, perché se dobbiamo fare col pesto, no? pasta col pesto, quindi neanche roba proprio Sì, leggera. il pesto si incatena su biotto, capito? Esatto. Si incateia. Sì, perché se no se ti usi una pasta liscia, ne farà... Hai ragione. Ma Te lo con la appoggio. forchettata, che quantità sei che te riesci a togliere pasta? Dipende quanto Quindi fame che ho. Te che so che sono 7-8 tortellini. 7-8 tortellini, perché i tortellini non sai chi mastero, io mi parlo bassi chiari. Soprattutto qui in brodo. Come puse confetti. Sì, sì. Ma io, un mio amico, ieri non vi mangiare. Tortellini Ma in brodo. serio, Mazzo? Tortellini in brodo, no, madonna, ma 3-4 non ti mostri bianca. Non te lo sconto, non mi piace masticare, mi mando come i pastiglie. Guarda, Mi alleno, tortellini in brodo. tortellini in brodo mi mando volentieri. Qui con la panna mi si incateglia qua su però... Comunque Mazzo, parliamo, mettete su classe 2000 Classe da 2000 Brusine. da Brugine, no, E- Campagnola sarebbe, di Brugine, Ah, attenzione. attenzione. E come c'è che ti inizi a fare praticamente? Beh, mi diciamo, volta a caso sul parchetto da zona, come un boccia, zeppa scherzo, ti facevi freestyle così, come... Ah, te trovavi gente da fare freestyle? Sì, con i miei amici, sì, ma era 2 o 3 miei amici là, così, io ti butta su una base, dai, con Ah, sì? sì, sì, ridendo, scherzando. Eh. E dopo, tra una roba e un'altra, se cattiamo, ma tutto per ridere, no? Per serietà, cioè, non facevamo neanche rima, capito? Era per buttarla così, ridere. Sì, sì, sì. E ora, da là, dopo è stato un momento un fiato così, ridi, scherza, fa, briga, missia, e dopo... Con la 4D. E dopo siamo in 3 altri, se sono A fuori discipline, giusto? sì, sarebbe nato come gruppetto, diciamo, e bisogna che se cattiamo un nome, capito? Ho detto, vabbè, cosa sai che se diamo un nome? Che io tutta roba hip hop, al tempo ascoltavamo hip hop, Bassi Maestro, Jack the Smoker, Ma a che anni scusa? A che anni scusa? sa, 2011-2012, quindi io 11-12, 13 anni. Ah, al ascoltavi tempo, sì. già, ah ok. Sì, sì.
E io pensa che è la prima traccia che ho ascoltato è dei Noki, Bolo by Night, beh, sì, classico, capiamo, se vengono fuori altri suggeriti da YouTube, mi ho ascoltato. Ho detto, ma sai che Tutto passato là, che bella sta roba, proprio bella sta roba. Dolo by night. Dolo By night. Brugine by night. Campagnone by Night. E niente, basta. Da là che mi attaccato a ascoltare il pop, facevamo sempre le nostre cagate, ho detto, ascolta, ma faccio una canzone. Così. Ma perché salti cosa gli fa? E ora niente, saremo in tre, non siamo proprio come gruppo, diciamo. Sei Damiano, che io si occupa, sì, che ha fatto qualche canzonetta anche io, qualche strofetta, bella roba. Però io sarei portato al disegno, infatti fa il tatuatore, mi fa tutte quante le grafiche, roba. Aspetta, cosa ho bevuto? Coca-Cola, guaranciata, acqua, cosa ho bevuto? Quello che viene sul bicchiere? Ma ti hai mica detto una roba che mi ha sconvolto? Perché? Aspetta, non si mi impennaio su. Sì, ma è storto. Avete tante robe storte. No, te mi dicevi appunto che ti sia stregno. Mi sì. Ma sul serio? Sì, Ancora non le credo. Sì. Scusa, verso la coca, dai, non sei manco te sgambio. Siamo a Stemi. Siamo, bella. Pazzesco. Ma scusa, nei canzoni ti conti sempre che anche ascoltavo, su Brisco Allo, su cosa dito? Sì, ne è tanto che dico che bevo, ma che quasi faccio. tutte. E invece è proprio il contrario. Butto un bianchino. Sì. No, è ciurdo. Perché mi butto un bianchino un po' sulla cadate, ma mi non bevo, capito? Chissà te. Perché ho fatto baia una volta e sta mai, mi guido da che volta là, non metto più bocca su che robe là e basta. Oddio. Anche a me papà non so che sia un gran bevitore. Vai, butta. Non so che sia un grande bevitore, quindi un fiavo già pa da euro e così, ecco, diciamo. Ma anche sul video quella mi scusi, come ti sei dentro all'autodemolition, che sei? Tognati. No, l'autodemolition non so il nome, però il nome della canzone è Passo il figo. No, ma poi devi bere, no? Sì, io bevi bere con dentro acqua. Capito? Ma come? Sì, No, vabbè. Che verso il vino per terra, non sei vino, sei acqua marsa, tutta la canetta infatti. Cioè ti la solo dai bere e mettere l'acqua? Sì. No, era già bottiglia utisa, mi sono da ciulare su qualche canzonetto e ho fatto il video, infatti era Avete ripreso qua? Sì. C'è una perla incredibile sta qua. era Cioè ragazzi. era penso 20 birre, 4 bottiglie di vino, solo? sì, ho fatto Ma chi cacao. sei che sarebbe a pensare a una roba del genere? Pensa, Ma capite che te fai dei chibaiti che se... sì, Che non venga sì, lì la barra che amico si capisce là, però non saluto quando va a finire in bianco e dire che si è fatto. È così di suo, capito, ma. sì. Oh, cincia e bire finte. Cincin era. Vai. Ma te forse non sei qua, ma io zero zucchero. Sì, perché vedi, noi non abbiamo già freni inibitori di nostro, capito? Sì, però E quindi è bello che... non c'è nessuna morale, nessuna etica dietro, semplicemente. Siamo uniati Cioè, così. Sì, ma se uno parla di ogni canzone, cioè se è strano che te dà la roba che non ti fa. Sì, perché essendo cosa Dovresti stare proprio là. viene da dire sì Veneto non ti bei. Là ti dico, se mi fai una Ma ti domanda, cazzi tu, sì, se mi fai una domanda diretta verso a me ti dico mi non bevo, ma mi so super, cioè mi non. Sì, io capisco. Ma sì, dai. Cioè non è che, perché sento cosa ultimamente vedo che cioè se beve per farsi vedere, capito? Sì. E mica ste robe qua non me va, cioè mica, da chi sei che vuoi farmi vedere? Da chi? No, oppure Dai. persone che magari bevono perché il sabato sera devono togliersi, capito, ogni tipo di freno per far festa. Ma qual è il fatto? Che se tu bevi e fai le cazzate per divertirti, dopo sono gli altri a doverti raccontare quello che hai fatto. Sì. Invece la figata è che tu che non bevi, capito, e non hai freni inibitori di tuo, fai le cazzate e sei tu che te le ricordi, sei Sì. tu a raccontartele, te le tieni nel tempo, Sì. capito? Non sono gli altri che devono raccontarti Esatto. quello che hai fatto. Oh, sai che ieri hai fatto questo? Che cazzo? Ma veramente? Mi sono ridotto così, ho fatto...
Peccato, non mi ricordo un cazzo. Invece, capito, se ne fai di tuo... Però anche a partita anche un bicchiere di vino a pasto, per esempio, neanche a quello. No, E comunque... zero. Beh, quei pasti suoi da un chilo di pasta, uno che basta, No, non ma basta un mangi una bicchiere. bella fetta del cane, un fetta del pesce, magari il rosso o il bianco, secondo me, anche cioè non sei proprio per andare in briaco, proprio per un discorso di... De gusto? Sì. No, mi non... Ma che sei già assaggiato? Gossaià, Vai. Gossaià. Gossaià, il vino, Gossaià, la birra, ma non mi piace neanche il gusto, capito? Sì, Era mica cosa che devo dire, ma io perché così, devo dai. andare a bere una roba che non mi piace? Ha un controsenso, capito? No, ma è così, dai. Era faccio quello che mi piace, cioè mangio, bevo quello che mi piace e bere finire, capito? Ma quando vai in barito cosa hai bevuto? Tipo Guarda che qua. fai? Ah, anche la canzone che fai, non avevo massa, cosa che... Voi a casa su tutte le torine. Sì, perché Ah, sì, come vuoi, ne sei più dovuti, allora, non è una puttanata ora. sì, è una puttanata per stare dentro quell'ambito, Ah, come tante altre robe che sono scritte e adesso uno come è viene. un'altra. Perché, no, ma perché dopo uno viene fuori di sé sei un incoerente? No, può essere. Però se devi stare nell'ambito veneto è cose, cioè. Sì. Ma che altre robe sei che ti hai detto? A me non mi viene neanche da dirlo così tanto spesso se è una roba che non mi appartiene. Dico tante di che robe che mi anche a me. Fa conto te. Anche a fuori delle canzoni. Sì, vado fuori dai canzoni, capito che Fammi pensare, non so neanche a me. Adesso... Vabbè, ci sono quelli che parlano di gangsta di qua, gangsta di là, quando, capito, vanno a te. Sì, questo qua sono d'accordo, sì. Prima qua se vuoi. Guardate, quella che cambio a questo punto, paura di qua, così dire. C'è ancora prima una, dopo l'altra. mi ha dato da me un costine qui. Dai, Maia. Grazie. Sta Maia Massa sono dopo non cose più... No, No, sto preoccupato. no, guarda che Maia che... Dove lo sai qua? Sai. Ho visto il Pandoro, tra un po'... Panettone o Pandoro? No, il Pandoro non mai da dei tu ieri. No, ma dico, voi cosa preferite? C'è a diatriba, Ah. no? Tra chi preferisce, si schiera col panettone, Pandoro. Pandoro. No, Pandoro, la videomaker, Io Pandoro. panettone mi dico. Panettone, eh? Tu? No, Pandoro mi. Ah, Tutta sì? la vita fa massa perché. Sentiamo qua. Sì, perché praticamente. Perché Pandoro sì e panettone no? Oddio. Perché il Faccio. panettone mi non mi piace i canditi. Ah, Capito? però perché sei No, quello almeno a me. però. Però Cioè, ci sono anche quelli senza canditi. è il Pandoro. Però Ok. mi faccio una skills, capito? Ok. Faccio una bella ticcia di crema chantilly. Allora, Capito? guarda. E ora là, Non sei più Pandoro. non è una fugassa, come dite voi, però mi faccio così e Sai la parola del mio papà però Sì, comunque, anche senza com'è. stessi gusti, Sì. senza canditi e crema a nastro. Sì, adoro. era figa nostra. Beh, Se puoi cambiare nel corso del... ciao. Infatti, non era figa nastro. Ah, no, no. crema nastro. Scusa, cioè, il mio maker signorina, scusa. Ma Ah, no, bella Se ci pizza. lasciamo andare con... no, vai. Sono abituata. Anche perché non faccio apposta, sono proprio amico, sì. Beh dai, quindi basta il Là, pesto. sì. Basta il pesto. Cosa Dio cosasse. Però tesoro a brisco, sì. Sì. E anche la stecca questo. No. Ah no? No. 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 Ma neanche mi so buono, mi fossi buoni sotto tappeto essere fatto. Sì o no? Sì. No, era qualcosa so buono, ma perché sono No, professionista. Guarda, Cioè, nel senso, se vuoi lanciare la baita bianca addosso a un'altra, sì, qualcosetta. ho capito. Sì. Quindi dico, te vai in bar, te bevi a Coca-Cola e Coca-Cola. ci sono le carte qui veci. Sì. Per passarmi a Certo. che massa? Dopo Mettevo Coca-Cola o un gingerino, qualcosa, mi stavo là. Il sugo. ti piace pescare anche? Sì, mi piace pescare, è una grande passione. Cos'è che ti peschi? In canale, in mare o in canale là? Un canale, Ah, sì, ti rilassa. sì, tanto. A me fine settimana del pescare. Sabato, domenica del pescare, o anche venerdì, sabato, domenica del pescare. Ma di notte anche? Sì, di notte.
Che poi mi dicevi li vendi ai No, cinesi che fanno no, sushi, no? no, assolutamente no. No, le carpe, li vendi ai cinesi del piove che Mai fai. del same, mi ha Sushi. fatto mai tenuto same. E sto a luce che sa mai same. Io sì, non si vede. Sushi de carpa, ti hanno mai mangiato? Ti ha su dal Lui il fosso. fornitore è lui. Certo. Vedo che buon sushi viene fuori. Madonna. Male qualche nutria quel peso, l'avessimo sempre. Adesso. Comunque, avremmo dovuto parlare comunque, sì, tre praticamente, però ti te canti e cosa cosa fai? Se faceva freestyle con te comunque te mi dicevi. Sì, per giocare, Damiano sarebbe quello che mi fa le grafiche, Ah ok, te fai grafico. fa ok. tutte le Noi grafiche. salutiamo Damiano Buffa, Damiano tatuatore. Buffe, Anche tatuatore. E- Grandissimo tatuatore. e che Damiano gli Buffa. dose, e che gli dose. Esatto, Damiano Buffa e che gli Dose One. Noi e Grandissimo Damiano, tatuatore. noi e Damiano siamo amici da quando siamo tutti. Da sempre, no? Da sempre, mi praticamente passavo a strada, come sia, andavo da giocavamo, ma da quando ero proprio boccia. E invece il terzo componente cosa fa? E il terzo componente si chiama Edoardo. Io si occupa di registrazione, di tutte che robe altre, robe che mi non sarebbe neanche mai buon fare perché alla fine- Scusa, vai. Guarda che cos'è farò. Anche verso che verso lì? Ah ok, vabbè, se passai ti tagliavo, perché guarda che se devi fuori ragazzino sai che esplode così. Mhm. E ciccio, il boss, Ciao, amore. Sì. sono perso e ti sei Edoardo, ti fai anche i vasi, no? No, perché scusa. No, io ho sempre avuto questo problema qua, un fià per noia, anche un fià paschei, diciamo, roba così. Non mi sono mai imbattuto a trovare, o comunque cercare, trovare qualcuno che mi facesse basi come che dico mi, perché mi sì, se è vero, faccio hip hop al tempo in Dio, che comunque è recente, non è da tanto che faccio rap in dialetto, però mi prima spingevo tanto l'hip hop italiano, capito? L'old Sì, school, sì. e di conseguenza sì, te cati chi che te fa le basi, così, però come che te vuoi ti non so così fa, anche perché Scusa, non capivo, le basi dei tuoi ultimi dischi chi sei che ha fatto? tutto YouTube. Ah, ok. Ma scusa, ma te se non si mette su Spotify, non te va te battere? Quella è una roba che appunto vede Edo che te cambi praticamente a frequenza, che adesso ne parliamo. Ti avevo uccisi praticamente. Ma proprio o ti avevi uccisi o ti diminuisci il tempo, diciamo, ecco, però se Sì, sopra il eh. discorso della frequenza, ma proprio del niente, cioè Pensati, non sapevo sto trucco tuo. ma se da quando che abbiamo attaccato che faccio così? Ok, non capivo. E da sempre cioè, mi ho un problema che è tanto grande, infatti io so di cercare un fiato di evitarlo. Mi cerco una base, catto un beat, una roba che scrivo da sola, mi sento un dito che dopo riascolto perché mi faccio i provini prima di registrare, fare, brigare, mi faccio i provini, sento 3D e la canzone mi piace, riprovo a scrivere sul beat, magari mi viene un'altra roba, capito, diversa roba, ciapo, cambio beat cioè il testo che ho utilizzato qua magari io rimetto su un'altra, capito, però Ok. facendo che il discorso l'asset è una base comprata, cioè se scai butta via, capito? Ma te fare il produttore, te fai seguire da lì, cioè fai la base insieme per capire. Sì, però di conseguenza quando che ti fai un beat ti sganci. Ma te lo fai ascoltare, che ne so. Sì, per carità, però se che il beat là a me non mi va bene, cosa faccio? Devo accantono, o spero scai per niente, cioè, capito? Adesso ve ne parliamo meglio. Allora qua ragazzi, stiamo buttando dentro, attenzione, Per l'assaggio. 1,2 kg di fusilli per la grande sfida. Tanto che butto questa menela qua, giù dentro, la faccio una fina polvere. Filo polvere.
via che fa solo adesso chiude qua perché conosco un po' mi sa che mi tocca fare 3 pignate da adesso. Vabbè, vedi qui che sta. Se no a Porto Caldo un attimo facciamo complessibili. Magari sta più roba. Può avere anche a saldatrice, caso noi facciamo tutte e saldiamo una con l'altra. Costruire spini pure in tanto come mai non lo vedete qui qua. E come mai hai fatto, sei passato dall'italiano a cantare in dialetto? Perché? 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 Dimmi il perché siamo qua. Perché? Sono romanio. E ora, perché praticamente mi ho fatto diversi anni scrivere robe in italiano, mi proprio mi gasava a fare che robe là, proprio avevo una ricerca anche del lessico, in inglese, capito? Sì, Che il linguaggio là, no, ma non perché che sia da sembrare qualcuno che non so, capito? Perché mi piaceva a me, mi sentivo, cioè, figo, mi sembrava bello quello che facevo. Dopo gli ultimi pezzi che ho fatto, che sta Dogs e qualche altro pezzo in italiano, ho sempre, cioè facevo delle melodie, cercavo dei flow, però facevo sempre con il lessico del Veneto, con il lessico del dialetto, capito? Mi ho detto a un certo punto, ho detto, ma perché devo stare qua? Scusami se interrompo, non del dialetto, del Veneto. Del Veneto. Perché è inutile stare qua incasinarmi a testa quando una roba che mi viene 10 volte mi passi e capito? Robe che in italiano può fare di una cagata, una canzone che mettevo anche a 2-3D, perché volevo che tutto fosse al dettaglio, capito? Non che da scampare niente. E da là ho detto, ascolta, che ho già fatto dei pezzi in dialetto, capito? Tipo cosa dito, Sì. una briscoeada, dopo ho fatto cosa Cosa figo. capito? Tutte le canzonette là le ho fatte per divertirmi, non le ho fatte perché cioè che ad essere un inizio per qualcosa. Però andando avanti ho pubblicato qualche canzone in italiano che ancora in Drio, che ho già qualche uscita in dialetto, però vedevo che adesso apro una parentesi e a Saro tanti e ora all'inizio che sono partito dicevo ma sì, non fermo per numeri perché no, ho ancora qua ancora da tocciare. Io so essere I numeri ho detto non fa importanza, però adesso col tempo che va avanti non so, forse la mia mentalità si è cambiata, no, oltre a quello, però mi sono fatto una domanda proprio un mese dopo fa e mi sono domandato, ma perché un artista cioè perché ti pubblichi una canzone? Cioè perché te vuoi farla sentire agli altri, no? E ora là mi si è scattato, ho detto sì, ma se mi vado a farla piacere agli altri bisogna che vada, tra virgolette, quello che fa gli altri, capito? Però ho detto ma con l'hip hop non so, buon stare dritto agli altri, neanche mi ero messo a provare a mettere a fare una roba di quel che faccio adesso in dialetto, capito? Mi veniva tanto difficile e mi sentivo un pagliasso perché mi sentivo anche un fiampista, capito, dell'hip hop. certo. E cambiare, fare adesso partite una traccia trap in italiano. Sì, anche no, cioè mi sentivo come se avesse tradito una cultura, capito? Sì, ho capito. E ora ho detto cambiamo, basta, perché mi fossi iso qua e robe che dico e se sempre qui mi sono rotti i coglioni, basta. Ho detto adesso faccio una canzone in dialetto e butto fuori, solo scrivendo, cioè mi sono divertito, capito? Ma non sei come una canzone in italiano che ho messo
come ti dicevo prima, 2-3 D, capito? Mi boccata una base sul giro a farla grande, mi ricordo, sul giro di 3 ore, mia, l'ho scritta. Dopo, vabbè, metti una giornata per perfezionarla, però io ho già scritta. Quando che in italiano io mettevo 2-3 D per scriverla e una settimana per perfezionarla. Ho detto perché? Cioè, non ha un senso quello che so di fare. Anche perché la tematica che avevo messo in dialetto è tutt'altra che in italiano, è una roba nuova, mi gasava, capito? Cioè, dico, nessuno vai a Candea e ho detto basta, adesso passo a buttare fuori roba in dialetto, ora fa una roba, fagane 2, fagane 3. Ho detto basta, sta roba. Ho visto anche che i miei amici si ciappava bene, ho detto certo, e ora sta roba qua, cioè, è mia, ho detto, cioè, no, non sei pascare, ho detto sì, vabbè, dopo c'è, fa sorridere, perché alla fine il dialetto fa ridere, non sai che, cioè, cioè ti acciappi, sì. ti fai come è serio, ma ti acciappi come ridere. Ho detto vabbè, e ora io volevo già buttare fuori. Finché te conti, buttiamo un altro chilo e mezzo, scusa, un altro 600 grammi di pasta. Adesso quanto ne hai buttato? Qua 600, 600. 1,2 kg ragazzi. Le due per l'assaggio, Io vorrei fare una citazione su quel Trini, vabbè no? Perché sto qua, Gerimo faceva sti risolti, faceva a teccia Olva fin qua. Passo a teccia da Olva a Voda, punto e fine. A parte questo, e insomma, ma non riusciamo fino a mangiare a metà, poi a casa, adesso voglio vedere se riusciamo fino dopo. Sì, beh, guarda, è una bocca che. È la bocca a sfamare qua. Faceva sto risotto. Anche perché un come sono mezzo tenuto, capito? Vabbè, guarda, io non mangio dall'altro Quindi ieri. una porzione domani per me, un po' di pasta non viene fuori. Sì, no, vabbè. Sì. Forse. No, hai detto in realtà 400 grammi a testa, 2 etti, anzi 4 etti effetti e anche domani. Esatto. E, Anche domani sera. Ma se no c'è sempre già Steve. Cioè. e insomma, sto Trini qua ha fatto sto sì di riso, ma in realtà aveva fatto riso e capo, ma il capo era pochissimo, ora trovare una capa di questo riso, No. ma che ne voleva? Sono buoni però i risotti, ragazzi. La Caccia al tesoro. tesoro sul risotto. Il risotto bisogna saperlo fare. Sì. Non sei una bueata. Se te si buon farlo vi fuori bene, se no vi fuori una bueria, capito? Vi fuori Un pastone. Sì, no, vi. Ma se c'aveva anche quello. Sì, vedere qua cosa che Anche perché il trucco quando che le massa liquido, bisogna salvo l'anfia, Sì. così Si se suda. capito? Cioè siamo tece, praticamente una pignata a testa Momento dei fusilli. parodi. Sì. Dettagli a telle di. I fusilli del mazzo. Te dovrei sentire fammi qua la canzone io. Qua. Comunque abbiamo scoperto che potenzialmente su una teccia del genere che sta a scienti del pasta. Capire quanti piatti che vuoi per farti stare 1 chilo e 2 di pasta. No, ti impenisci uno, te alzi sulla teccia Assaggio. e assaggi. Punto 94,5. Perché con questa qua fa niente, l'assaggio le proprio te butta dentro. Vai. Dai che 2 etti per Per assaggiare. me va bene, per me va Cavolo bene, mia, sì. per me va bene. Fai assaggiare anche a. Ma no, mazzo. A me mi piace al dente, no? Anche a me, E anche ora a a me. posto. Pasta al dente. Pasta al dente. Attenzione, la sfida sta per iniziare. Intanto l'assaggio. Con le mani, con le mani. Sì, Come sì, ma? oh. Basta, cava via. Cosa massa? Cosa mangia? Opla. Non so che razza di affare te abbia fatto a invitare il mio esoro. Che potevo tutto quanto le facendo del pesto. Vabbè, ovvio. Minimo. Minimo, più Poi se no mangiamo pasta in bianco. E butto anche parmigiano o butto a parte? Basta, vuoi buttarlo dentro? Perché si mi dice tutto? Fa pastone. Guarda che posso. Un po' giù da. Yes. Se sranca il pesto comunque è bello pesantino. Di solito questo non è quello che mangio me, però è una bella variante, diciamo che non è mai.
Tanto qua sono uno in po' sei, ma io non so gruppi. Comunque, visto Tutti che vedendo che la parete è muro. Scherzo. Si investe su casa sua, posso? Non c'è problema. Che non butta anche il burrichiero. No, aspetta, poi te lo fa mai. sento cosa secondo me, se a buttare due vasetti qua del pesto e tu un altro con un loro secondo me, perché per far bianchetta, o secondo ti va bene secondo te? Ma Ma che tu butta tutto? sì, Ma mica. dici ancora? No, mi diceva questa qua col pesto. schiara. No, poi cose qua, buttare meglio. Dopo che c'è l'assaggio della seconda parte di pasta, attenzione. Penso. Assaggio qua se devo Va fare. bene sicuramente. Adesso che siamo. C'è quella pura? Vabbè, ma io così dai. Pura sì. Però mi sono io che sai. Sì? Adesso io. È tipo patatine, senti. Ah sì, per me va bene così. È digerissimo meglio. Ecco qua. Aspetta, non sono vedere qua. Io sto attenti qua perché se non basta pasta mi verrà. Quindi a casa è talmente pesante che non se ne capisce. Aspetta. No, sono a tua impressione. Che buona impressione. Aspetta. Ti do la mano. Aspetta, Ho avuto la mano. Fa finta. Ho trovato. La mamma, gnala. Aspetta, opla. Boh, tanto qua che c'è sicuramente duetti di pasta al pesto. Ragazzi, siamo qui con il primo round, attenzione, Eccoci qua. guarda che il forchetto è già a fuoco, Già. E non Ah, si è messo qua. lì, e non si è messo lì. fuoco se meno round. Si può prendere il grana? Cosa buttare? Si può Aspetta. prendere? No, cosa ho messo qui? Posso? Si può? Sì, Io mi fido di quello che è la Sardegna. Però attenzione, se non è un'edica buttare troppo grana, perché può essere No, appena, guarda come nevica, ma guarda come nevica. Dici che adesso lì è sì a pasta. Boh. Poi a quest'altra sì. Volevo buttare un fiato. Guarda che certo cose, effettivamente, è sempre che è tanta. Ma Perché casa mia si mangia prima che il fumo tocca il soffitto. Capito? No. Ti bisogna che finissi prima. Sì, ti bisogna che Ah, finissi adesso prima. lo prima che il fumo. Capito? Ma quante ne regate? Il vino io anche qua. A sto slang. Facci l'antipasto intanto. Sì. Dopo raggiungere. va bene, Dai, va per bene. il pasto si può tirarsi avanti, dai, non è Esatto, troppo. sì, esatto. Anche perché la nostra scena l'abbiamo fatta, Sì, non dire appunto, no, basta. dai, ti aspettiamo. Esatto. Va bene, Intanto buon davanti. appetito ora. Buon appetito, buon appetito. Buon appetito. Neanche buona? Ti vuoi questo pesto ora? Sì, buon. Buono, buono. Giudicato. La forchetta bisogna sia bella. Forza perché bisogna che la vaga infilasse fin in fondo. Buono, buono. Sento cosa, non so se magari cose forchette grandi. Non vedo più, no. Io posso consigliare anche se vuoi papà lo so meglio. Diciamo che non sa mai, no? No, è giusto Vabbè, o non spighello essere qui, ingordi, o ma spighello. gustarla, no? Era stato qui. È giusto gustarla, non essere troppo ingordi. Anche a mio gusto a forchettare le quinte sugli occhi al colpo. E Ciccio mai ha qualcosa? Non sono tranquillo lì. Comunque, pasta al pesto spacca sempre, no? Pasta al pesto, semplice, è un piatto della cucina popolare, ma come la maggior parte dei piatti, no, della cucina popolare non E non stufa. Non stufa mai. È come il pomodoro.
Com'è figa? No, scusa. No, me l'aspettavo, tranquillo. No. Mi aspettavo più prima la figa dopo il pomodoro, infatti. sinceramente. Infatti qua la domanda, ancora riprendendo sì, non Sì, so fare. sì. La domanda che volevo fare a Mazzo, se tu avessi un piatto di figa, un piatto di pasta, quale sceglieresti? Pasta asciutta? Perché? Santo perché? Santo perché? Perché la pasta asciutta non te lo disse mai. Realness. Ragazzi, aspetta, non so cavare perché già devo fare la schiuma, però so tipo come il pesto, so quello del pesto. Ah, cavata io perché ti manca te? Qua Mazzo ha battuto, cioè battuto a livello di tempo, ma non a livello Sì, di vabbè. Come tempistica? come tempistico. Cioè, Mi, da questo sono tre il magari. bello è che mi Sono sono qui io per cui ma- ho visto che la frutita c'è per fuoco. Capito? cioè, è il piatto da orba a modo, punto e fine. Basta qua adesso ti puoi piccare al muro, te scrivi mazzo, tempistica migliore. È una trebbia, Se sei una trebbia, un farsuro, quello che te vuoi. Mamma, Anche a me con sua casa, no? Che se è roba intorno a me, non so che stavo qua a guardare, aspetta che metto mi per. No, mi se ho fame magno, sentite arrivi di 5 minuti dopo, cazzo tu? so, giusto? Perché se mi ho fame mi sento intorno prima di te, che di solito veniamo sempre a solita ora, te sai che a quell'orario là o ti arrivi 5 minuti prima che arrivo mia e se no ti arrivi in culo praticamente, te stai a secco, capito? Tu ti mangi un frutto, un Questo po', vuoi posarti là, non te mai, così ti sto tranquillo. Masso, pomodoro o pesto ora? Secondo te? quello che viene, non mi cambia, non mi cambia, Te cambia il gusto. non mi cambia niente. Sono fatto un colpo, stavo messo. Sì, non importa no. Secondo round, ti Simone ha avuto pomodoro o pesto? Par condicio. Par condicio, vai. Secondo round. Secondo, ti chiedo per caso, Vai, ce l'hai il piccante? Madonna. Ah, era anche a me? Anche a Cazzo, Massimo? era un- No, ieri un fiato. Non volevo domandarti perché te Ragazzi, sei. io farei, e ora aspetta, qua c'è una marchetta da fare però. Ragazzi, qua abbiamo oltre l'oltre. Ragazzi, abbiamo Carlo Kebab. Capì, ma sai chi sei Carlo Kebab? No. In caso del Carlo Kebab. Carlo Kebab. Che babaro secondo Quello te? sicuramente. E se le sue spezie, vuoi Ah. provare? Vuoi fare un giossetto? Ma sei piccante comunque. Se sei piccante Sì. sì. Come il kebab, mi piace il kebab. Guarda, sai. Sì. Butto un giossetto. Va che mi è piccante, mi non so che so, Mi mi fa piace, paura. mi piace. Fai un giro, se ti piace, te butto il resto, no? Dici che sei buono stesso. Senti, sa da doner kebab infatti. certo. Sento anche lo stesso Madonna. yogurt. Sì, Sento anche le ma- patatine. Da scena, sì. Ciu. Carlo Kebab, guarda che lo vedi. Carlo Kebab, ascolta, Vai, a vai. me mi cazzo non piace. E allora se ti piace, bene. Cioè non so se mi piace, però penso di sì. Se piccante. Sì, buttami anche a me. Ciao bambini. Per Ciao piacere. Bunny Squeak. Grazie. Squeak. Grazie. Ma dopo ti butto il resto del pesto? No, ma sai cosa che ho cattato lì adesso, a parte i scherzi? Praticamente lei è un vasetto tipo quello là del pesto. Ok? Ma se è peperoncino È mica scetto. tutto. Ah, sì. Scetto? No, tutto lì questo qua. No, ma mi te parlo tipo con l'olio. Il peperoncino scetto, tagliato. Tipo È caduto una il punta. Mi sono abituato a mangiare piccante, mi piace il Sì, piccante. sì. Guarda, Quindi che scusa proprio da kebab. poco piccante per i deri. Lo butto anch'io oggi. Per imputare anche al culo questo piccante. Oh, Scusa. Ormai. Sono Ma un non po' ti scurrile, preoccupare. scusami. Ma non ti preoccupare. Stai anche mangiando, buon appetito tra l'altro. Grazie. Grazie buoni che ti invitato. No, sai qua, ti posso chiedere un goccio d'olio o se non sono troppo. Se non sono di troppo. Ah, mi va avanti ragazzi perché mi ho una fame mi brucio. Questo qua sai che non sto io, ma non sei Grazie. quello che sembra. C'è proprio olio buono, perché ho travasato l'olio di non so di chi, però vabbè, insomma. Ma Guarda, infatti a me arriverà tra 2 settimane. lo dirò in diretta, la Pussi qua sopporta tanto perché porto dei clienti mai qua dentro che non so come mai. Chi sei che sopporta tanto? La Pussi, A ma Pussi. se c'è la Pussi che Come se chiama Pussi? Poi avrà un nome sta ragazza. a Denise. Ah, ok, è giusto, me l'hai detto prima, Denise, scusa. Perché Scusa, una volta io continuo perché Pussi. No?
Ma non è per iniziare il discorso che con te, o contra Ma non mi interessa, no, vabbè, perché No, mi interessa. una gatta, Sono ormai una bianca. gatta bianca che si chiama Pussy, no? Ok. Non so perché piacciono i Pussy, la gatta che bianca. mi ispirava. Pussi. Vabbè, insomma, è una volta nei primi tempi che convivevamo praticamente, mi fa, allora che metto la roba della Pussy in bagno, mette la roba della gatta in bagno, e alla fine a Pussy c'era che roba là. Ah, Non so ok. perché mi metto questa roba, poi cosa mette la roba, le mazzine dei gatti in bagno, vabbè. Sentiamo qua. Però da là sono nato Pussy. È naso. Buona, buona, sì. Io sono formaggio, boh. Qui al pesto batte però qui al Sì. pomodoro. Sì, davvero. Sì, opla. Ho per fortuna ho due pacchetti di fatti. Oh, un pavo mio. Mi dà una forchetta, ammazzo, una roba impressionante. Sì, sì. No, se... No, non so chi è qua. Ma qual è il tuo cibo preferito? Anzi, mi dica al top 3. Anzi, la vostra top 3 dei cibi preferiti. La Pussi. La Che non- Pussy che non e sia- la che Pussy. non sia gatta. Che non sia gatta. Adesso davvero Veneto, che da dite tutti i piatti quei veneti, però a me non... No, insomma, No. invece? È il primo che non batte nessuno, Vai. è il primo che non mi batte nessuno. Se mi puoi mettere qualsiasi roba davanti, il risotto e peperoni. Risotto e peperoni. Sì, sì. Risotto e peperoni, ti puoi mettermi qualsiasi roba davanti, mi risotto e peperoni. Piccolo Lord Mazzo, avrei pensato un risotto alle fragole? No, No, è orribile poi. No, infatti, era per dire, beh, peperoni, tutti Beh, no, peperoni. ma rossi, gialli, verdi? tutto. No, gialli e rossi. Ok. Gialli e rossi. Speciale. Guarda, una roba fuori. Ma Infatti forse- quando che mi fa mia mamma me ne fa tanto perché dico mangio solo quello. Dopo non Tanto è vero che, non si dopo può non dire. è vero che mangio solo quello, però diciamo che l'elemento principale è quello. Dopo che se arriva a carbonara, però altra che non fiasco fame, a dire la verità. Perché non mangio massa, capi? E ora anche Ma là, qui a Bea proprio col tuorlo, come dice. ecco il guanciale, Ah. la massa sì, col pere, questa roba fatta bene. Chissà voi che te va via, fare solo il tuorlo poi a già per carbonare tue. Io devo ancora venire a mangiare con te, con voi, con te. Da Renzo. Da Renzo, ma a cambiare? Ah sì? A cambiare quantità, ma come non so più da quello? Ma sì. Perché se te ne sei stata trattoria, no? Niente, te pagai, per carità, te pagai 7-8 euro un primo. Però, Volvo? Olvo, una volta abbiamo ordinato primo, secondo, contorno. Ragazzi, siete delle patatine avanzate. Ho detto, vabbè, porte. E a te c'è quella pensata, piena olva delle patatine fritte. Va stata agli altri piatti. E avanzate altri piatti, o no? Mio come tutte. Quindi risotti e peperoni. Però anche là, che non sia magari come avete fatto mamma, che magari se è veramente buon pasto. Può essere, Che forse mi male fa schifo. può essere. Vabbè, fattivi insomma. Quindi risotto e carbonara punto 2 e punto 3. A carbonara metteria a terzo. Ah, quindi c'è un altro secondo. Che mi pa secondo che sarebbe pasta al pesto. Addirittura? Sì, sì. Pensa a te. Vabbè, non gli do troppo. Pensa che di solito Mico Damiano, quello che mi fa i grafici, Ah. cosa femo è pasta, perché anche io sono un gran mangiatore è pasta asciutta, non è che Ottimo tatuatore, salutiamo Damiano Buffa, ottimo tatuatore. grande. E di solito mettiamo pasta asciutta dentro la teggia, sì beh, è già dentro la teggia. Tanto E che proprio mettiamo sì, dentro sì. do sottiete. Ah, cioè, No, Sì. che fuori un panino ma che cazzo c'è? No, c'è perché vi fuori tutta cremosa. E tu mai provato? Sì, ma mette tanto tipo di formaggio. No, non sia stessa roba, non sia stessa roba. Non si sa roba. Anche mi sei da quando eri in panza, ma guarda che mangio pasta asciutta a me. Sì, ma il sottiglietto la pasta asciutta, no, dai. Sì, fidati di me. Boh. Pensa a te. Quindi sempre piatti dei primi a base di carboidrati, insomma. Attenzione ragazzi, perché Zor qua sta recuperando. Un foto faccio gara poi. Te me vado a bagliare. Tu vedi. Che bravo bimbo.
Mi passa dentro un goccetto di acqua per piacere. Vuol dire, allora, Che so arso. No. No. Lascia un golfemo. poi si vogliono fare del pesto? O si dove va? Pesto? Beh, la pasta già cotta. No. No, la puoi impiattare. Sì. Con la cultura siamo a posto. Adesso puoi impiattarla. La pasta è pronta. Ok. Una tostata se sarà al dente. Era buona, era a posto, adesso si può mangiare, no? Abbiamo metà, un fiato del pesto, metà del pesto e metà del pomodoro. Ecco. Prendo per diversi però. Opla. Va che conto i fusilli. De semo, 1, semo. 2, 3, 4. No, ragazzi, ne ha 4 più di me. Non va bene. Non va bene. No, dovessimo essere, dopo che avevi un'altra mesa di pomodoro qua. Comunque se riuscivi a finire con quella veramente si cacciava quasi un chilo di pasta alla testa, anch'io mezzo chilo a testa. No, sarà 4 etti. Da mio ho fatto un piatto, sarà mia, sarà noi dovetti manco, mezzo a testa. Ma per me queste robe qua sono un gioco. Insomma, sempre piatti a base dei carboidrati, come dei primi, insomma. Pensavo che mi dici tipo ossetti, pizza, qualche secondo strano. No, se è buono, perché per carità. Però ho voluto mettere la pasta asciutta. Anche perché la pasta asciutta te fai in mille modi. Davvero questo? E il cicino te fai in mille modi. Sì, se è vero, te fai in 2 o 3 varianti, ma sempre quella. Pasta asciutta quante volte si te fai? Te fai col pesto, te fai con la carbonara, te fai con questo, Pasticciata, con la pasticciata. E via. Mezze penne tipo sfilacci. Mezze penne con i sfilacci e panna. Quanto spaccano? O pane e salmone, O panna e salmone. Farfalle. farfalle, pane e salmone, Farfalle e panna e prezzemolo. salmone. Prezzemolo. Davvero sì. Sì, Ma dai. che devo citare, non so. Sì, no. Cazzo, domanda sì che devo fare, non devo più poi, cazzo, se scusia. Che rapporto c'è che te che tu usi? Appunto, ti avevo fatto un paio di canzoni che ti eri parecchio violento. Se ti va di raccontarci, se no... Che tra l'altro, sbaglio, hai fatto pure un pezzo in Veneto d'amore. Sì, ricordami, giusto? Quindi non solo facendo ridere, È vero, è vero. leggero, funny, no? Ma anche sentimentale. Guarda, è una roba che In Veneto. da quando ho iniziato a scrivere in dialetto, ho tanta creatività sul discorso, un po' posso fare un pezzo rap, domani se mi gira e vai posso fare un pezzo rock che più in dialetto. Diciamo che avvicinarmi, perché alla fine è un stile, è tipo, come se si suol dire, tipo sad, no? Triste. Sì. Ok. Roba che in italiano non so, volendo farla non ero mai, non sono mai stato buon farla, capito? Ho provato tante volte. E in dialetto oggi, se riesci a guardare tutti i tocchi che ho fatto in dialetto su quel stile là, triste d'amore, mi potrei avere 3 dischi pronti. Solo da 20 tocchi all'uno, Pensa. Però mi dà una dritta anche a Calibro, mi fa... Ti bisogna che ti segui un stile, una dritta, non ti puoi farmi un pezzo, che ne so... Salutiamo Calibro. Salutiamo... Grande Calibro. Mio amico Calibro. Non ti puoi fare un pezzo, un banger, diciamo, e dopo farmi un pezzo triste, perché la gente non sa più dove direzionarsi, capito? Però mi diciamo non mi sono mai fatto, alla fine butto fuori quello che mi piace. Ma tutti quanti come fa, non sono mai Sì, Sì, però ho visto che stile là, tipo d'amore, tipo, adesso non so, penso che quello che si avvicina del Pisa il Gozzo, che fa più roba sul tranquillo, però mi sembra stata una roba che mi ha piaciuto tanto, infatti adesso sui prossimi pezzi che sarà un altro accenno, roba, mi piace proprio perché mi fa sfogare proprio da delle tematiche che magari sono quelle un fiappì grintose,
non so buono, cioè non ti puoi mettere dentro, non ti puoi dire ti amo tanto, sono una base hip hop old school, capito? Però insomma, Beh, lo puoi anche dire, dipende come lo dici, lo puoi anche dire. alla fine. sì, però No, no, vabbè. Non detto Poi- su poi tonalità tu- diversa la capti anche in modo diverso, capito? Come Ah, posso- attenzione, devo parlare in italiano. Adesso provo a modificarlo come tu hai detto, ho messo olio prima. Sì, gli ho messo un po' di... C'è una un po' di bene. Sì, sì, beh. Sì. Sì, sì. Un po' di Carlo Kebab. Adesso qua bisogna aggiungere Carlo Kebab perché qua è il discorso se non ti ha... Prima ho messo mezzo bussolotto, non ho sentito niente. Adesso mi metterò tutto. Fate Carlo Kebab e un po' di olio. Io sempre ragazzi per sgrassare, se vuoi lezione venite da mia esora che qua... Neve, 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 neve. Neve. Io di solito butto su verdure, così se non mi piace, becca il culo. Carlo Kebab. Salutiamo Carlo. Esatto. Grande Carlo! Costanza. È detto compaesage da Camì, più o meno, no? Se tanto lontano. Beh, Camise di Padova, Camise Padova. Beh, Cabrusine, Bugine è già fuori Padova. Ma Camuin o Camin? Camì. No, era distante. Sì. Distante, dico mi, pa. Sì, è sempre cosetta che ha Brugine, dai. Vabbè, però sarà sempre vicino qua. Sì, beh. Che buono, come fosse Pomaesana. T'ho capito, non ti hai fatto un affare invitare. Bravo Picciotto, è così. No. Forse Camì butto tanto fiato, era io, bisogna buttare di più. No, non so se sta, perché mi metto sulla carne, questa roba qua. Che sta. Vabbè, ora mangiamo una bistecca. Comunque È vero che c'ha sto profam di kebab. Ah sì, Kebab Dio buono. Cumino, papale, cosa avesse, paprika, non so. A proposito di paprika e papaya, no? Mm. La papaya. Hai fatto la domanda a Mazzo. Appunto, Ma qual è il tuo la rapporto? papaya qua. Che rapporto hai Io con che la hai fatto papaya? queste canzoni misto d'amore, anzi una te ne hai fatta, che tra l'altro non ti hai messo in nessun disco che canzone là, hai fatto un singolo buttare là così. Sì. Un singolo butta là, mi piaceva, volevo testare un FIA se era una roba che puoi andare o no, capito? Ovviamente se è una roba nuova perché nessuno soprattutto se è una roba in dialetto. Ma rispondendo alla domanda del Io sono botte, curiosissimo. l'ho visto in action comunque, eh? Attenzione, In che senso? Aspetta. aspetta, pare che Del detto Mi sembra che avevo aperto un canale OnlyFans dove avevo fatto una collaborazione di Ammazzo. Perché abbiamo messo No. in vendita e pasta asciutte. No, abbiamo fatto un video di un pezzo che abbiamo fatto insieme, in italiano, Sì. e dove c'era appunto la ragazza nel video e Mazzo diciamo che ha sudato 3-4 t-shirt durante le Sì. riprese. Quel tose. Cosa ha avuto ciappare di un po'? Sì, c'ha ragione. perché so dai va, canzone bellissima. Ma È appunto una perché mitragliata era di- vedo che andiamo sempre, uno dice, ma te scrivi, uno perché mi ha scritto uno, ma te scrivi a caso. Perché? No, te sei che non ti si buon captare quello che dico Sì, mica, mi sono capito? caso di... Perché Perché a caso? e tose di un co e pensa solo a stare al macchinone, se te hai sky, capito, se te si qualcuno e che c'è bisogno di testano, che c'è bisogno di che robe ha, sì, e viene dopo che robe ha, capito? Ma se non te hai rispetto, non te hai un fiato di amor proprio, cioè non te vai da nessuna parte, capito? Mi sei da un tempo che sono da solo, certo. Mi sei quasi 5 anni. Ah, Te dico, vedi tu che boh, sì. non stavo mai. Però, cioè, non te nego che magari qualche volta... Arriva che canzone là, ti capisce una brutta storia e ti dici Sì, no, sì. canzone invece no, quindi. Appunto perché, come ti dicevo prima, è un modo per sfogarsi, capito? Ogni volta che mi va mai tipo qualcosa al lavoro, che mi va mai qualcosa con un amico, solito, di sì. qua, di altro, molto
lo tramuto su che righe là e dopo scrive, cioè non so che un tocco, adesso te l'ho scritto, ti ho vinto prima che Garia 3 dischi, non so che la mia vita c'è una merda, capito? Però ma fate capire tante robe che magari uno cioè non che fa caso, invece se è una roba genuina, capito? Te sta mai perché fa sta roba qua. E a me invece cioè, di accantonarla, diciamo, scrivo che è tipo un modo per sfogarsi, La capito? sputi fuori, giusto? Sì, Vabbè, esatto. è chiaro, giusto? Cioè, ecco, tipo roba che faccio, ecco, tra virgolette, triste, mettila così, per me, cioè, qui è vera al 100%, non che sia una roba tipo come, dico, beo, no, quella è proprio vera. Cioè, ho vissuto proprio che situazione là, capito? È una roba che, cioè, non è che devo far sapere agli altri come che stavo, faccio per me. Io caso che volta là stasera così perché... però non torno più indietro. Però sono proprio convinto che se te hai fatto una roba, ieri te hai fatto una roba, ti un conto puoi dire perché non ho fatto diversamente, perché su quel momento là tu hai deciso di fare quella roba là, capito? Se mi adesso vado a ascoltare uno dei primi featuring che ho fatto con Kyber, cioè che non è che hanno fatto i numeri, però il primo, mi dico ma che cazzo hai fatto? Esempio là che sì, con motosega, no, cos'è? Sì, che sono in Capanù da me. Bellissimo. Sì, gli era bello per quel momento là, ma se quel momento là, Ma cosa non è bello? beh, però mi un po', con la mentalità che ho un po', magari è fatta meglio. Ah, Però vabbè, forse oggi se lo me, capisco, sì. però, sì, no, cioè, per ritorno al discorso, quello che hai fatto, vuol dire che partita era una roba giusta da fare, era figa, capito? Vabbè, ma guarda che se è giusto così, sennò vuol dire che non ti si maturano gli anni, è giusto che te vedi così, scusa. No. Mi vedo proprio pezzo dopo pezzo che scrivo, mi sento proprio che soddrio crescere, capito? Perché Ma sì, ah. se tipo una sorta di gavetta, metti così. Ciccio Ralph. No, non è che la GX. Vedo qua la situazione. Ma perché è sembrato che non sta simpatico Ciccio. Ho bevuto su Coca-Cola, bevi acqua, cosa bevo? Bevuto un poco. Ma si Sì, dai, sì, dai. Come quando che te vedi i video, sei tutti qua a pista, uno si versa qua, tutti là col bicchiere. Cioè, chi ha fatto qui a con Calibro, dopo ti ha questo tuo CD e tu non usati, come stiamo a fare tra... Che hai fatto su Sono avanti per un tocco con singoli. Ho fatto diversi singoli, però per dite il disco, l'intro, che Sì. io Dio Pacciare è stato dico Edo, roba avanti in Rio. L'intro gli era pronto da 2022-2023. Addirittura. Cioè, una roba in capito? Sì. Tocchi che sei pronti da chissà quanto, che non ho mai buttato fuori perché ho detto boh. Però ho detto, a differenza di tanti tocchi, i tocchi che ho fatto prima, secondo me era validi, capito? Tipo dentro il club, Beh, sì. qui a stesso tempo, 2022-2023, capito? Ah, quindi il tuo ultimo del disco quasi che sarebbe? E il mio ultimo del disco sarebbe Dai va, Ah, bisogno da skate. ma quindi per assoluto io ho fatto qui in diretto e dopo ti assai la fermi. E nel frattempo Perché ti hai io fatto da fare un EP al tempo. Ok. Io da fare un EP, dopo ho cambiato idea. E ti Va hai fatto- avanti a singoli, ho detto buttiamo fuori a singoli così mi perso il tempo, così dopo se cambiai robe, ho detto basta, adesso faccio un disco. Il tocco se mettiamo, scriviamo, sai che purtroppo non c'è niente chi che scrive. C'è quello che mette in mano sul computer che vuoi tempo, capito? E mi so, come si può dire, non canto la parola giusta, però in video che si può smanettare il computer perché a me non so buono. Cioè mi pagaria oro Ma a quindi mettermi che- sul computer e registrarmi da solo. Ah, non ti fai da solo, quindi No, che mica non bisogna- master, niente, cioè, e chi sei tu? Io? Never enough. No, chiamiamolo per... Never enough, sì. Never enough. Io chiamo Edo perché un saluto anche al nostro amico Edo, dai, grazie. Never enough in a Ma place io da to un be. studio praticamente ti registra? Sì. Ma- Sì, sarebbe studio di tutti, diciamo, no?
Su degli altri abbiamo, tra virgolette, un bunker, diciamo così. È tipo come un salotto, un grande salotto, televisione, Ma cose. però te l'hai più Televisione, cose, No, ha fatto un disco anche a Edo, Ah, ok. è tutto in italiano, roba. Ah. So solo mica mi sono un fiato distaccato dal mondo. Distaccato a modo di dire, perché alla fine. Non ho capito. Quindi sì, ti ha avuto la fortuna di avere io che siamo di stare in sale, se non si sta lì. Siamo nati tutti in fila insieme. Però Edo è uno di quelli che era buono smanettare, quindi di conseguenza non si mette a fare. Non ho capito. Abbiamo fatto diverse robette comunque, cioè in senso in italiano, abbiamo fatto 2 o 3 dischi, abbiamo fatto, cioè in senso, abbiamo fatto tanta roba prima di venire fuori col dialetto, sai che. Sì. Sì, quella che ha portato, insomma. Mm. Che poi anche là, te che è TikTok che è esploso forse. Sì. Perché YouTube, ad esempio, cosa dire? Parlavo proprio stato lì con Caibro che sono i youtubers e Dio, cioè al giorno d'oggi viaggia tutto tra Instagram e TikTok, Mm. basta. Sì, Ed è difficile anche, che è la cosa penso più difficile, se ti metti un tocco su TikTok o su Instagram, la gente ascolta che 15-30 secondi, però è difficile che la persona va a ascoltare il tocco su Spotify, capito? Certo. Non è facile, non è facile. Sì, adesso uno che piace proprio, sì, uno tanto a questa roba qua. Però vedo, e ora bisogna che te fassi che robe là per promuovere il discorso. Però d'altro canto ti si infiacciava, perché ti dici cazzo, mi ascolta già 30 secondi su 2 minuti, già un Niente. quarto di canzone. Sì, ma a parte quello, comunque se uno ti ascolta su Instagram o su TikTok ti butti fuori il video, fra un mese non lo trovi più. Quindi ti sei obbligato, comunque, cioè su YouTube resta là. Esatto. Quindi cioè, secondo me vale sempre la pena lavorare su YouTube, a prescindere. Sì, perché dipende anche dal pubblico dove l'hai portato, capito? Cioè, mi adesso ho tanto pubblico su TikTok, ma non è che sono frequente, cioè, una roba che dà un poco peso, capito? Cioè, mi fa sta roba che mi piace a me, mi butto fuori, sì, vabbè, guardiamo i numeri perché bisogna che te vai a fare ascoltare, però alla fine la roba che te butti fuori, in primis va a piacerti a te, capito? Cioè, non è una roba facile comunque, cioè, delle volte tanti buttano fuori tocchi per farli andare virali, diciamo, no? Cioè, adesso per esempio, super spoiler, va a venire fuori l'EP, so che i 4 tracce là non c'è niente, c'è non c'è ritornello, non c'è niente, capito? Quindi uno ti dice come fa a ricordare questa canzone, è così, capito? Cioè a me mi piace fare che roba là, faccio che roba là, se domani vuoi fare altro, faccio altro, basta. Cioè. Quindi non te una programmazione dei social, di roba, non te niente, te fai quello che ti ispira e quindi insomma. Cioè io voglio arrivare a avere mettila così, un pubblico che mi apprezza per quello che sono e non per, cioè, uno che se la tira, che io non sono, cioè, come non so, come New qua, che poi, cioè, mi sono Anzi, grazie per averci omaggiato della tua Grazie a presenza. Mazzo. Che Salutiamo Mazzo. Ah no, è qua. Ciao ragazzi! Cioè, mi sono fatto così, sono tranquillo. Mi piace stare in compagnia e basta. Ti piace la figa? Mi piace la figa, però ultimamente manco. Scusa. Comunque, tipo qui, faccio un shot. Scusa. Comunque è sentito dire che non si attira perché non si può finire la pasta se non è. Sì, ma così parlare. Comunque qua a parità ragazzi, adesso che faremo comunque si va a mangiare mezzo chilo di pasta sicuro a testa. Ma ascolta adesso quando sei che te butti su che maniamo. Ho avuto sul festival, io ti sei che ho finito il pomodoro. Vabbè, in bianco col burro, ho visto. Bianca col burro. Da quando che non mangio pasta bianca col burro? Comunque sì, ma sa che abbiamo finito tutto, sì. Che sborro ragazzi, io non ve credevo comunque. La verità dei Uomo fatti. di poca Che fede. sborro. Botte, uomo di poca fede. Ma sul serio, ma visto Grazie per averci dato. Comunque, vuoi che faccia anche il giro di pasta? O... No, basta, se no torno Cara- scolaccato. no, vabbè, comunque... Oh, ascolta... Anche devi tenerti che c'è il dolce. a questo punto... Mangiamo tutto? No. Dipende da cosa stai portando.
Non posso neanche dire se vuoi bere Era- l'amaro perché... Era già sufficiente la mia presenza per portare il Ah, a dolce. posto. Però, Però solitamente i gusti di Zora non sbagliano mai.